la fragranza di una Madeleine gastronomica suggerì a Marcel Proust La ricerca del tempo perduto, opera inesauribile nel senso etimologico della parola. Maddalena in italiano, con maiuscola iniziale, ci induce a cercare quale sia tra le tante l'originale. Ci viene subito alla mente quella del Tiziano, vestita di soli capelli, occhi al cielo e mammelle in belvedere. In una notte buia e tempestosa esce e si espone all'intemperie, illuminata dall'interno o più probabilmente da una fonte che le sta di fronte? Certo, non è Dio. Cerchiamo indizi. Giovane, occhi neri, capelli a cascata, rosso dorati, segni particolari, è adusa ad uscir di notte con un vasetto per l'olio. Che di profumi s'intenda lo conferma il Vangelo ed Ambrosius Benson, e che girasse di notte con vasi di varia dimensione è di tutta evidenza. Benedetto XVI, nell'Angelus del 22 luglio 2012, citando Luca l'Evangelista, rammenta che Gesù fece uscire da lei 7 demoni e 7 sappiamo essere un numero che supera quello diabolico, il 6. Quindi Maddalena di Magdala ne aveva una bella setta in corpo. Diamo un tempo a queste immagini di pentimento. La prima, quella di Tiziano, probabilmente dopo aver unto il capo di Gesù è stata esorcizzata. Il vaso grande forse serviva per ungere il corpo deposto, era consuetudine antica. Ma che rapporto c'era tra l'uomo Gesù e la donna Maddalena? Lasciamo parlare Pietro, che essendo sposato di donne se ne intendeva. Sorella, noi sappiamo che il Salvatore ti amava più delle altre donne. E la cosa doveva infastidire gli apostoli, anche se lui, dovendo andare al pranzo di Babette, preferiva mantenere un formale distacco con un imperativo verso Maddalena: noli me tangere, non mi toccare. Il dito indica il cielo ed un fremito percorre il corpo di lei. Mi stai dicendo la verità? E cerca di trattenerlo con insistenza, ma inutilmente. Gesù, in fondo, è in missione per conto di Dio. Torniamo alla scena prima. Dopo aver profumato il capo, si piega ed asciuga i piedi di lui con i suoi lunghi capelli. Prima di incontrare Gesù, che mestiere faceva? Caravaggio, uno che va di fretta e che di femmine ne aveva una squadra, la dipinge in estasi. Eppure non ha l'aureola. Ci pare un po' sgaruppata, sfinita e forse gravida. Con 7 diavoli in corpo, forse che professasse l'antico mestiere della prostituta? Diversamente fosse stata, che so, una sarta o una eterna penitente, che necessità avrebbe avuto d'essere salvata e poi di pentirsi? Le perle, la cinta d'oro, l'olio profumato, son premio di castità o prezzo del meretricio? Certamente avrà avuto momenti di depressione, la vita è un lampo,
E se la lampada si spegne senza assoluzione, chissà cosa ci sarà dopo la morte. Per inciso, il quadro è di Georges de Latour. Anche lei, suggerisce il Guercino, ha la sua corona di spine, il conflitto tra essere ed esistere, volontà e necessità. Comunque, che qualunque fosse stata, la vediamo disperata ai piedi della croce di Gesù, urlante, prostrata, e Cristo chi guarda, da chi vuol ricevere l'ultimo saluto? Da lei. Chi nella deposizione abbraccerà i piedi, asciugherà il sudore della morte, sosterrà Maria Vergine svenuta per il dolore. Il quadro è di Federico Barrocci ed in quella del Pontormo maturerà afflizione. Chi per prima scoprirà il sepolcro vuoto ed incontrerà Gesù trionfante? Non sappiamo se Gesù la baciò, come sostiene Filippo nel suo Vangelo apocrifo, e se la sposò, come Raduso se non si era Esseni. Ma poiché Pietro chiese a lei di narrare le parole che solo lei ascoltò, tra gli apostoli, che erano 13, forse uno era speciale. Maddalena.